ogni partita è diversa, è normale, poteva succedere, mamma mia che controllo, che meraviglia, ogni partita è diversa, ma cosa sarebbe successo se il Napoli avesse incontrato questo Bayern? Commento sotto. Amici bellini, è ancora Champions e noi ce la guardiamo da non tifosi di nessuna squadra, però sempre con quella consapevolezza che chi ci batte poi di solito la va a vincere. È inutile che vi devo ricordare quello che... Vediamo che Bayern è una di quelle tosse. Questa è una finale a tutti gli effetti. Bellissimo. Mamma mia, come giocano bene! Sottolineo in questa azione la completa ambidestrità di Perisic. È uno dei pochi giocatori ad alti livelli che destro o sinistro è la stessa cosa per lui. Tira anche a volte dei calci di punizione, anche i rigori a volte sceglie l'altro piede. E qui lo dimostra, è uno di quei esterno sinistro che non deve per forza rientrare sul destro, la mette proprio sul piede del compagno. Bellissimo l'1-2. Lewandowski assist man. E la bellezza anche del 3-4, 3-2, 3-1. Vabbè, cazzo. Thomas Müller con una 4-2-3-1. Oddio, oddio. Bello Semedo, mamma mia. Se l'è mangiato Suarez. Non è miracolo di noi, questo se l'è mangiato Suarez. Azione alla Milik proprio spiccicata. Semedo ha fatto una magia e qua devi incrociare o la tocchi e il portiere sta a terra. Non scherziamo, Suarez come Milik, attenzione, se la sono mangiata. Mamma mia che stanno sprecando. Mamma mia che gol che ha fatto. Di sinistro. È perché quello che vi dico io prima, poi lo scoprite anche dopo. Il fazzoletto di Sfacim del Barcellona sta creando molti vantaggi al Bayern di Monaco, Io poi non vorrei, perché poi sarà una partita pazzesca, stanno giocando a viso aperto, quindi è bellissima da vedere. Però sono quasi contento di essere uscito con Barcellona, perché contro questo Bayern avremmo fatto la brutta figura secondo me. Che però si fanno gol da soli a volte, quindi attenzione sui calci, sui colpi di testa. Poi questo stronzo vuole segnare sempre, hai spinto un'altra volta. No, qua Papera è miracolo, Papera è miracolo. Bello. Ve lo dico, ve lo ripeto, avremmo fatto una brutta figura. Siamo usciti a testa medio-alta contro il Barcellona, ma questo Barcellona qua con Busquets e con Vidal sta prendendo degli schiaffi. Il Bayern mi sembra più squadra, più c'ha intensità e c'ha squadra tutta. Il Barcellona si affida troppo agli individualismi, alla scelta individuale, un calcio liquido. Perché in difesa, quando sono in fase di non possesso, Vidal fa l'esterno a sinistra, scelta ancelottiana. E poi dopo, quando attaccano, decide Messi. Così non va bene. Poi è chiaro che vinci 600 partite perché è Messi, perché è Suarez, ma così non va bene. Sono più contento così. Guarda il fazzoletto di Sfacimma che porta una quasi occasione, quasi quarto gol. Mamma mia, non lo puoi fare. Se non lo puoi fare, non lo puoi fare. E questo è il migliore al mondo a fare il fazzoletto. Maronna mia. No, devi essere ammonito qua. Per idiozia devi essere ammonito. Cioè, a Barcellona non siamo, dovevi ammonire già Messi prima per farlo da dietro. Ma com'è strano questo fuorigioco che hanno chiamato, mamma mia. Guarda Lewandowski che ha fatto, bellissimo. Io sono estasiato da questo Bayern di Monaco. Pressione alta, recupero palla, precisi nell'ultimo passaggio e decisi quando devono segnare. Voglio, che spettacolo. A Messi gli chiamano falli anche quando non esistono. Dai, solo palla, dai. Ragazzi, ricordiamoci quello che è successo con noi. Non mi sto zitto. Perché noi subiamo la sudditanza psicologica che gli arbitri in Italia hanno verso quella squadra là. Ma quando si va in Europa, qual è la squadra italiana che si lamenta? È sempre quella squadra là, perché esiste della sudditanza anche nei confronti delle squadre più potenti in Europa. E mi sembra evidente. A volte il Real Madrid, a volte il Barcellona, sono squadre che muovono capitali, che vengono rispettate oltre il dovuto molto spesso.
stesso. Qua stiamo parlando di due superpotenze comunque, non è che il Bayern non sia rispettato. Ma contro Messi? E comunque il braccio sta un po' piegato e la prende sul braccio, e per me questo in Italia si dava e mo non si capisce in Europa qual è il metro. Non c'è recupero, c'è una grande figura di merda in Barcellona finora. Si sono mangiati quelle occasioni che hanno avuto e il Bayern merita. E ci vediamo questo secondo... Secondo i miei calcoli, prima di vedervi il secondo tempo vi dovete iscrivere al canale o se siete iscritti lasciare un like. Ma mi sembra evidente, no? Forza, forza, bravi. Mamma mia, sei Medo, ma veramente stai solo tu? Vedi, io sai. La differenza tra Neuer e Ter Stegen? Non è detto che devi fare il fazzoletto di Sfaccin, ma con i piedi buoni puoi anche lanciare direttamente la punta. Vabbè, questo però è fuori gioco, no? È lo stesso Müller giocava con quella cosa, sono in fuorigioco, però se non la chiamano ve la do. Dobbiamo controllare perché poi sul rimpallo magari non era il passaggio. E sai che può essere? Però la giocata era sull'altro giocatore. Vabbè, comunque questi sono dettagli. Questo è un retropassaggio di Sfaccin. Eccolo. Bellissimo. Questo è il centravanti puro. Finta di tirare al difensore a vuoto e portiere senza scambio. Gesù, l'ha fatto Davis sto gol, L'ha fatto Davis. Comunque io sono contento del gol di Kimmich, che per me è il terzino destro perfetto al momento. Tra l'altro 25 anni, proprio il pieno della forma, dell'equilibrio. 25-26 è proprio il massimo, no? Per un terzino secondo me. 28 parliamo di attaccante e dei centrocampisti, ma per avere quella brillantezza Kimmich, guaglio, che qualità. Mamma mia, che stiamo vedendo. Fazzolettissimi, non lo potete fare col Bayern. Sei made horror. Sei made horror. Ecco qua. Ma no, ma perché poi non è solamente avere Lewandowski in area. E quando tu dici Coutinho è un giocatore... Guarda questo Coutinho per esempio che tengo qua. Questo è un Coutinho. Quando dici che Coutinho praticamente è un giocatore tipo Insigne, sì, però là... Quando Coutinho invece di rientrare sul destro la mette sulla testa di Lewandowski, fuori gioco. Col sinistro, e lì è la differenza, ragazzi. Noi quando guardiamo queste partite è quasi un intossico, perché vediamo, oh, com'è bello che terzina, ma perché non ci pigliamo a Davis e non lo possiamo fare. Poi facciamo i paragoni con i giocatori che prendono 50 volte quello stipendio, e c'è un motivo perché loro lo prendono e non giocano con noi. Il motivo è questo. Goal check, che sia gol o meno, il Barcellona ha fatto una figura di mondiale. Ah, confermato, pensa un po'. Il VAR per vedere le linee, il VAR italiano per fare le proiezioni ci ha messo 50 anni e non ce lo fanno manco vedere, allora è proprio un problema. Mamma mia. Il controllo con la suola, il tiro sul primo palo invece che sul secondo palo. Che scoppola, ragazzi, che scoppola. E io insisto, questa è la domanda adesso per voi. Credete, ogni partita è diversa, è normale, poteva succedere, mamma mia che controllo, che meraviglia. Ogni partita è diversa, ma cosa sarebbe successo se il Napoli avesse incontrato questo Bayern? Commento sotto, perché non si può, non lo so. La regola che chi batte il Napoli poi dopo va a vincere sarebbe stata vera lo stesso, perché questi si candidano seriamente a vincere a mani basse la Champions League. Quindi se non era il Barcellona sarebbero stati loro. Sempre fortunati noi nel sorteggio, ragazzi. Vabbè, qua è scattata pure una cosa proprio di che il Barcellona non difende più, non ci provano nemmeno più. Però 8-2 fa male. Ma che è? Qual è il titolo? Messi sotto. È un bel titolo perché Messi sotto, proprio under. Ma è l'umiliazione. Vabbè, fanno la remontata nella prossima partita. Lo sai che mi piace il fatto che non sia andata e ritorno? Fatemi sapere che ne pensate nei commenti, perché qua chi merita. Fa piacere, non spiace vedere un Vidal così nervoso, che cerca di fare anche il prepotente verso l'arbitro, e l'arbitro che avanza e dice: ma qual è il problema? Ammonizione, secondo
continui ti espelgo. Ti espelgo! Ti espurgo! È finita, è finita, è finita, è finita. Boom! Mamro Carmen, questo è il titolo. Poi ci sono vari titoli, sto discutendo sul gruppo Telegram segreto dedicato ai supportatori. Non lo so, io avevo proposto un Messi sotto, però qua Enrico Terlizzi mi ricorda Messi a pecora. Il che è interessante visto che lo chiamano The Goat, no? La capra, ma The Goat inteso come il più grande di ogni tempo, the greatest of all time. Però, ragazzi, quando facciamo il più grande di ogni tempo, andiamoci piano, perché poi, sì, straordinario, non è che ci mettiamo a discutere Messi. Però il più grande di ogni tempo è il dio del calcio, e il dio del calcio era argentino, ma non si chiama Messi. Detto questo, l'unica altra considerazione che ho sentito fare anche dai commentatori, e magari datemi una vostra considerazione se ne avete, chi va avanti? Vanno avanti due tedesche che hanno finito molto prima il campionato, si sono riposate, sono andati in vacanza e poi hanno ripreso una preparazione proprio appunto per questo, perché si vedeva una differenza netta anche di tenuta fisica. E le due francesi che invece hanno finito 6 mesi fa, vacanze, non lo so, a qualche amichevole, eccetera, eccetera. È un caso? Potrebbe essere un caso. Fatto sta che il Barcellona se ne va a casa umiliato. Da New York, Valerio Fluido e tutto, abbiamo visto una partita, mamma mia, incredibile e dir poco, e voi siete bellini che l'avete vista con me.